Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, ben ritrovati dopo qualche settimana di assenza. Siamo a Radio Libertà, questa è Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi. Diciamo che in questo mese in cui non ci siamo visti non è che sia poi successo granché, ci eravamo lasciati con Baiani che vinceva il premio Strega, ci ritroviamo con Baiani in cima alla classifica con il romanzo che ha vinto il premio Strega. L'unica polemica che si è registrata, l'unica discussione un po' divertente, più che una polemica, che si è registrata in queste settimane è la seguente, ovvero: ma perché si fanno ancora le presentazioni dei libri? Perché succede questo fatto a cui di cui sarete già al corrente se ogni tanto decidete di partecipare appunto a una alla presentazione di un libro, ovvero succede che spesso diciamo che l'autore rischia seriamente, molto seriamente, di trovarsi completamente da solo davanti a delle seggiole vuote. Infatti nella maggior parte delle presentazioni diciamo che ci sono gli amici più stretti e i parenti non sempre. E anche le vendite delle copie, io vorrei avervi davanti per farvi una domanda: ma secondo voi quante copie si vendono a una presentazione? Bene, sappiate che quando se ne vendono 8 è considerato un grandioso successo. Quindi alcuni scrittori in rete hanno iniziato a raccontare le loro disavventure, no? In presentazioni in cui non c'era nessuno, oppure in luoghi assurdi, oppure quando sono stati male accolti e così via. E alla fine è venuto appunto fuori un ritratto agghiacciante, direi, della situazione. Quindi diciamo che se voi vendete 8 copie a una presentazione, il libraio che è lì apposta se ne va a casa felice. Poi naturalmente ci sono dei casi particolarissimi. In qualche festival degli scrittori che magari hanno anche la notorietà come cantanti o come attori, eccetera, possono fare anche dei grandi numeri e firmare anche fino a 140, 200 libri, che è tantissimo e che fa il fatturato di una piccola libreria per un paio di mesi. Quindi capite che se la cosa è ben organizzata è molto conveniente. Purtroppo c'è questo fatto, cioè che raramente questo accade. Sono molti di più i casi in cui ci si trova in 5 a guardarsi nelle palle degli occhi senza sapere cosa dire per l'imbarazzo. Ma adesso lasciamo perdere questi che sono appunto i lati oscuri dell'editoria italiana e passiamo invece a consigliare qualche libro. E partiamo da un libro che certo non è da ombrellone, però è sicuramente la novità più importante e anche più interessante di questi mesi estivi, in cui in realtà l'editoria ha dato una bella frenata. E anche questo è un caso abbastanza particolare, perché solitamente diciamo le uscite dei libri si concentrano in 3 momenti dell'anno: Natale, le strenne, quello è il periodo dell'anno in cui vengono pubblicati più libri. Poi quando iniziano i saloni, i festival e così via, quindi diciamo intorno a aprile, maggio. E il Salone del Libro di Torino si tiene di solito a fine maggio, e lì gli editori portano tutte le novità. E poi il terzo momento, solo magari per alcune tipologie di libro, specialmente i gialli, ecco, il momento in cui normalmente vengono pubblicati è appena prima delle vacanze estive. Quest'anno abbiamo visto un netto calo, direi, delle uscite appunto estive.
Quindi parliamo di un'uscita che estiva non è, appunto, non è un'uscita da ombrellone, perché è la biografia di Raffaele Mattioli. Raffaele Mattioli, un nome che magari dice poco, perché è un nome, diciamo, di un banchiere che, come il suo allievo Enrico Cuccia, ha, diciamo, fatto della riservatezza uno stile di vita. Merita di essere raccontato un attimo questo personaggio che diciamo è diventato amministratore delegato della banca commerciale, una delle banche più potenti dell'epoca, all'inizio degli anni 30, dopo aver servito come, appunto, come aiutante, come numero 2, e prima ancora in posizioni meno rilevanti, dopo aver seguito Toeplitz, che è stato un altro grande banchiere, e mi va di citarlo perché sia Toeplitz che Mattioli hanno preso parte all'impresa di Fiume come primo loro gesto politico. Toeplitz finanziò D'Annunzio, Mattioli invece era una specie di ufficio stampa, una roba del genere. Non prese la casacca del legionario, però appunto seguì l'impresa di Fiume. Dopodiché, appunto, diventa uno dei banchieri più importanti d'Italia. Era noto che non amasse il regime, però è stato, diciamo, sempre leale nei confronti del regime, anzi ha dato alcuni ottimi consigli a Mussolini, che ha avuto l'intelligenza di accettarli, anche se implicavano che si dovesse rimangiare alcuni atti politici. In particolare fu importante il suo contributo alla soluzione della crisi economica che seguì la guerra d'Etiopia nel 1935. Mussolini voleva, come dire, vendicarsi sulle banche straniere con proprietà in Italia, e fu Mattioli a fargli capire che avrebbe innescato una guerra bancaria dalla quale l'Italia, che aveva un sistema all'epoca ancora debole, avrebbe potuto solo ricevere danno, ecco. E Mussolini lo capisce e appunto decide di soprassedere e di puntare su altre cose. Era però appunto noto che Mattioli non amasse il regime, infatti nella sua banca trovarono lavoro Ugo La Malfa, Giorgio Malagodi, insomma tanti antifascisti, e quando furono promulgate le leggi razziali, che sono la cesura netta, nettissima con il regime, Mattioli si diede da fare per spedire i suoi collaboratori ebrei in Sud America, ad esempio in Perù, nelle filiali straniere o di altre banche in Sud America, dove non rischiavano di essere arrestati. Ma perché vi parliamo di Mattioli? Allora, perché Mattioli ha avuto un ruolo culturale diciamo noto a pochi, non noto al grande pubblico, e particolarmente importante e rilevante. E attraverso la vita di Mattioli noi, e la sua azione culturale, noi possiamo misurare in un certo senso anche la distanza tra un certo tipo di borghesia che era estremamente colta e che capiva l'importanza delle scienze umanistiche, e la borghesia di oggi che invece se ne frega altamente. Bene, Mattioli, allora, per dirvi cosa ha fatto Mattioli servirebbero un paio d'ore, quindi farò un piccolo elenco, che però è un elenco riduttivo. Allora, lui è stato un grande amico e allievo di Benedetto Croce. Ha salvato le sue prime opere come mecenate, come finanziatore, come intellettuale, sono il salvataggio della rivista La Cultura, che era molto importante, la salvò nel 1933, nel 1935 venne chiusa l'Imperio perché era ritenuta appunto un covo di antifascismo. Dopo ci furono altre riviste che lui salvò, famosissime, il Frontespizio, tante altre, e bisogna pensare che un tempo le riviste in Italia erano davvero importanti. Non si può capire la prima metà del Novecento se non si conosce un po', diciamo, il panorama delle riviste culturali. Poi apre una piccola casa editrice che si chiama Gregoriana, che fa solo 2 libri, però
ricercatissimi e famosissimi per la loro estrema raffinatezza. Sono 2 libri, opere complete di Leopardi, opere complete di Manzoni, e sono fatte sul modello della nascente Pléiade di Gallimard, la più importante collana di classici d'Europa, con la differenza però che sono ancora meglio come materiali, come tipo di carta e così via. Poi, vabbè, a lui dobbiamo, noi milanesi, cioè noi milanesi acquisiti nel mio caso, dobbiamo ad esempio la Pietà Rondanini. Quando ci fu l'alluvione di Firenze, Mattioli ci mise un sacco di soldi per salvare i libri, insomma fece delle opere appunto di puro mecenatismo. Non era invece puro mecenatismo quello che è la sua azione culturale più rilevante, che è quella dell'acquisizione della casa editrice Riccardo Ricciardi. La Ricciardi era la casa editrice di questo libraio, Riccardo, napoletano, e aveva come anima, come motore culturale, Benedetto Croce. Sono tantissimi libri importantissimi pubblicati da questa casa editrice, che pure non aveva il culto della distribuzione, cioè era difficile trovare questi libri che erano concepiti, come dire, come dei pezzi quasi unici per gli amici e per gli intenditori. La Ricciardi a un certo punto si trova in difficoltà, Mattioli la compra per intero e oltre a pubblicare saggi di filologia, di storia della lingua, Contini, insomma tutta la crema, diciamo, della cultura italiana, a un certo punto viene l'idea a Mattioli stesso di pubblicare una collana di classici che sia un punto di riferimento costante per la letteratura italiana. Questa collana si chiama Letteratura italiana, storia e testi, usciranno 77 volumi, questi 77 volumi diciamo che racchiudono il meglio in assoluto della cultura italiana. I curatori erano personaggi importantissimi, abbiamo citato prima Contini, ma anche Eugenio Garene e tantissimi altri, e alcuni volumi come I poeti del 200 di Contini o I prosatori latini di Garen, che abbiamo appena citato, sono tuttora dei punti di riferimento metodologici e anche dal punto di vista testuale, perché Mattioli aveva una passione, la passione meno diffusa nel mondo della cultura italiana, ovvero la passione per la filologia, l'attenzione per il testo. I volumi sono quindi, diciamo, il massimo dal punto di vista della curatela, ma sono il massimo anche dal punto di vista estetico. Se voi andate nei musei di design, non so, di New York o di Brasilia o di qualsiasi parte del mondo, voi trovate spesso il volume della Ricciardi d'edizione, un'edizione della storia e testi, perché è considerato un prodotto perfetto dal punto di vista del design. Mattioli ci teneva tantissimo. Dopo la sua morte, questa collana è passata di mano e incredibilmente, quasi sempre, l'editore che subentrava ricopertinava questi volumi, quindi non ci capiva, dimostrando così non aver capito niente del valore di quei volumi, perché non è che puoi ricopertinare un'opera d'arte, non è che se io compro un Van Gogh dico vabbè dai gli do una rinfrescata e ficco lì 3 pennellate a caso, ecco. E poi c'è il Mattioli, personaggio grande borghese, era una persona con delle stranezze, ad esempio il suo ufficio era più o meno davanti alla Scala di Milano, la sua abitazione era su una via che faceva angolo con via Manzoni, cioè stiamo parlando di 200 metri di distanza, però lui lo faceva sempre in macchina, andata e ritorno, lui i suoi 200 metri li percorreva sempre in automobile. Poi era terrorizzato dalle correnti d'aria, per cui il suo ufficio era famoso per essere costantemente a 40 gradi e si moriva di caldo. La sera, quando smetteva di lavorare, non tornava a casa subito, ma faceva salotto. Arrivavano Carlo Emilio Gadda, Malaparte, Longanesi, Sergio Solmi, grandissimi personaggi, no? E
A questi, diciamo, Mattioli non ha mai fatto mancare il suo supporto, e però diciamo che questo libro, che appunto si intitola Raffaele Mattioli oltre la banca, è curato da Elena Grazioli, che è una studiosa dell'Università di Milano, ci fa vedere anche un altro aspetto che a me pare interessante, no? Mattioli, essendo in uno dei centri di comando finanziario italiano, a un certo punto, creditizio, a un certo punto inizia a tirare delle sciabolate che rimangono nell'ambiente ristretto degli amici, perché non era uno che si metteva in mostra, il contrario. Però in sostanza si dice molto chiaramente, ad esempio c'è una sua relazione bellissima, andrebbe ristampata, in cui dice molto chiaramente che la finanziarizzazione del capitalismo sarà una disgrazia, e sarà una disgrazia soprattutto in Italia, dove la borghesia non è capace di giocare con i soldi, di produrre soldi con i soldi. Dice: questa è una borghesia in declino, pigra. I figli dei grandi borghesi che hanno costruito le grandi industrie non sono in grado di portarle avanti, vogliono solo i soldi, ma non sanno neanche come spenderli. Ecco, bene, vi voglio leggere quello che scrive un amico di Mattioli, che è Leo Longanesi, uno che appunto frequentava il salotto a 40 gradi alla banca commerciale. Lo leggo perché penso che rispecchi anche le idee di Mattioli, e detto da Longanesi è molto meglio che detto da me. Allora, c'è questo passaggio che dice: il capitale ha perduto forza, è soltanto un peso da difendere, non seleziona, non raffina. Chi possiede 1 miliardo possiede 999 milioni di più di chi ne possiede uno soltanto. Una differenza di zeri fra gente che vale zero. È una bordata incredibile. E poi i figli, i nipoti, i pronipoti di quei vecchi borghesi non chiedono di rimanere borghesi, non vogliono più esserlo, non vogliono più sembrarlo. Essi ripudiano la storia. La storia pesa loro, li annoia, li copre di polvere. La storia attira la gente delle tasse, la storia impone dei doveri, la storia chiede anche di morire, e al borghese d'oggi la sola cosa che gli sta a cuore è di vivere coi quattrini, anche a costo di perderli a poco, ma lentamente, dolcemente. È un terribile ritratto della borghesia. Qui Longanesi sta scrivendo tra gli anni 50 e gli anni 60, perché si attanaglia perfettamente a quella che è la situazione odierna dell'Italia, purtroppo. Quindi diciamo, questo libro ci presenta la storia di un grande borghese, borghesi così purtroppo non ne nascono più, o quasi. È una storia culturale, ma è anche una storia economica, e Mattioli ci fa capire che chi separa le due cose, l'economia e la cultura umanistica, la scienza e la cultura umanistica, finisce sempre con andare a sbattere contro un muro. Non a caso lui diceva, chiudo con questa frase di Mattioli: non vedo alcuna differenza tra una poesia e un bilancio. Nella loro espressione migliore sono ciascuno un'opera d'arte, e io mi avvicino a entrambi nello stesso modo. Quando leggo una poesia e un bilancio, cerco di trovare il centro di gravità, il punto focale. Leggo e giudico. Come sono sistemate le cose intorno al centro? C'è un equilibrio naturale? Qual è il peso delle varie componenti? Le fondamenta reggeranno? Mi pongo queste domande sia quando studio un conto di profitti e perdite, sia quando leggo un sonetto di Shakespeare. E questo è quello che ci dice Raffaele Mattioli. Qui credo siamo sempre all'inizio degli anni 50. Adesso ci ascoltiamo un brano di Luca Carboni, che è Il fisico bestiale, e poi torniamo con un paio di libri invece più leggeri, da brivido anzi. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai,
ti trovi di competizione, sai, competizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, a quel che leggi sui giornali e certe volte anche alla sfida. Ci vuole un fisico bestiale senza anche per bere e per fumare, fumare. Ci vuole un fisico bestiale perché siamo sempre ad un incrocio, sinistra, destra oppure dritto, il fatto è che è sempre un rischio. Non ci vuole un attimo di pazienza, di fare quello che ci piace, come dicono i proverbi, e lo dice anche Putin. Mente sana e corpo sano, e adesso sono convinto anch'io. Non ci vuole molto allenamento per stare dritti contro il vento. I feel so right, I love it. I feel so right, I love it. Ci vuole un fisico bestiale. Bene, abbiamo sentito Fisico Bestiale di Luca Carboni, un cantautore che forse anzi certamente ha ottenuto meno di quello che vale, e ci auguriamo di sentire presto un suo nuovo disco. Passiamo a un paio di libri, in realtà sono 3 libri di 2 autori che sono da brivido per definizione. Uno è H.P. Lovecraft, è autore di una serie di racconti in Italia pubblicati molto bene da Mondadori, a cura di Sebastiano Fusco e di Gianfranco De Turris. Sono racconti dell'orrore che hanno ispirato un sacco di canzoni, pensate ai Metallica o a tanti gruppi metal, e canzoni, film e altri libri ovviamente. È diciamo un autore che ha nel suo DNA come dire, un'attrazione per tutto ciò che è ignoto e che è pauroso. Nei suoi libri c'è sempre qualcosa di nascosto, spesso sottoterra, qualche cosa di antico e di lontanissimo che rivive dopo millenni e che fa paura. E guardate che sono pochi gli scrittori che fanno veramente paura. Provate a leggere, non so, il richiamo di Cthulhu o di uno di questi racconti sulle antiche divinità e vedrete che è inquietante. Adesso sono uscite 2 cose diverse, sono 2 novità, una parziale e una assoluta, proprio Fusco e De Turris, quindi il meglio che possiate trovare su questo autore. Sono Curatori dei canti dall'altrove di Lovecraft, sono le poesie e sono quasi tutte inedite in italiano. È una curiosità. Diciamo che se non conoscete Lovecraft, meglio partire dai racconti, però anche le poesie sono molto interessanti. Così come è molto interessante la lettera lunghissima, sterminata di Lovecraft, che è stata pubblicata da Adelphi con il titolo Potrebbe anche non esserci più un mondo. Lovecraft era un grafomane assoluto e in particolare scriveva torrenziali lettere. Questa è una lettera che va avanti per 120 pagine circa, poi c'è una grossa prefazione ed è puro Lovecraft. Vi leggo questa frase: lo stramaledetto cosmo non fa che proseguire per la sua strada come predeterminata dall'eternità.
senza prestare attenzione ai desideri di quegli organismi coscienti che di quando in quando possono affiorare in via del tutto trascurabile su qualcuno dei suoi atomi materiali. Cioè ci sta dicendo: noi siamo atomi materiali che non contano nulla, per l'universo non siamo niente, l'universo non ha una direzione, insomma il nichilismo più assoluto, al quale poi si contrappone la fede in strane divinità a cui ho appena accennato. Passiamo al secondo autore, autore che vi voglio consigliare, Aleister Crowley. Crowley è un personaggio molto noto anche nella cultura pop, sta sulla copertina di Sgt. Pepper dei Beatles, ad esempio, ed è famoso come esoterista, scalatore. Esatto, scalatore, sì, perché disegnò uno dei sentieri che portano in cima al K2, però diciamo la sua attività principale era quello di esoterista e mago. Da alcuni era considerato un cialtrone assoluto, per altri invece è stato un maestro. Quello che è sicuro è che il suo libro di magia sessuale intitolato Magic è uno dei libri da sempre più venduti ovunque nel mondo, per cui spesso chi non lo conosce non coglie la quantità incredibile di riferimenti che ci sono a Crowley in opere di altri autori. Qui invece abbiamo il Crowley narratore, il libro si intitola I racconti della bestia, sono pubblicati da Alcatraz e cosa hanno di interessante? Beh, allora diciamo che Crowley era un narratore modesto, ogni tanto riesce a infilare qualche racconto molto bello, come Il violinista, che è quando riesce a conciliare l'aspetto horror, ma non horror alla Lovecraft, horror alla Edgar Allan Poe, e quando riesce a conciliarlo con con la sua cultura esoterica, fa paura, cioè è inquietante. Qua è il caso ad esempio del racconto Il violinista, un racconto gotico molto bello, molto bello. Però qua c'è un altro racconto di cui vi voglio parlare perché è interessante, coinvolge uno dei premi Nobel più rispettati in assoluto, William Butler Yeats, grande poeta irlandese, poeta di Sailing to Bisanzio e altri capolavori di cui non vi sto a parlare. Allora, cosa succede? Succede nella vita reale. Nella vita reale succede che entrambi, Crowley e Yeats, sono ai vertici di una setta esoterica che si chiamava Golden Dawn, Alba Dorata, che diventerà poi importantissima negli anni 30. E William Butler Yeats è l'uomo che si oppone alla scalata verso la vetta, verso il potere di Crowley, quindi diventano avversari in sostanza, si contendono il potere all'interno di questa setta che svolgeva i suoi rituali esoterici, la magia bianca, non la magia nera, insomma era a tutti gli effetti una setta protomassonica, simile alla massoneria, anche se non credo fossero effettivamente massoni. E qui c'è un racconto in cui si narra lo scontro tra due maghi, scontro che avviene sempre attraverso una donna che viene inviata all'altro per sedurlo, ma anche per ucciderlo. Però dietro a questi due maghi in lotta tra di loro è facilissimo vedere in controluce che appunto Crowley sta raccontando della sua rivalità con il premio Nobel William Butler Yeats. E Yeats lo prendeva molto sul serio Crowley, e alla fine sarà sconfitto da Crowley. Crowley porterà alla distruzione della Golden Dawn, come aveva predetto Yeats. Di Yeats esistono degli scritti, e non sono degli scritti, come dire, minori, sono importantissimi. Senza quegli scritti non si capisce la poesia di Yeats, però diciamo che non sono molto noti, e sono i suoi scritti sulla magia e sulle visioni e sulle esperienze che ha avuto attraverso la magia. Questi scritti sono stati pubblicati tutti da Adelphi, molto bene, e in uno di questi scritti, che è raccolto nel volume delle visioni,
e c'è appunto il racconto della sconfitta di Hitz, fatto da Hitz però questa volta. Decisivo è il ritiro in una casa di campagna dove vengono fatti dei riti di magia bianca che però sfuggono di mano. Hitz ha delle visioni terribili, ha il sospetto che questi esperimenti siano sfuggiti di mano a causa dell'influenza nefasta del suo rivale, e dopo però queste visioni decide di farla finita con la magia. E quindi lascia il controllo della Golden Dawn a Aleister Crowley, che la trascina, la distrugge e la sostituisce con un'altra setta che si chiama Oto, e che invece esiste tuttora praticamente in tutti gli angoli del mondo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Avete ascoltato Alta Tiratura.